durante le emergenze di protezione civile spesso non ci si pensa, però uno degli aspetti fondamentali è quello della comunicazione radio. Saltano le comunicazioni ordinarie e quindi la comunicazione radio è fondamentale per avere efficacia nei soccorsi. L'associazione Radio Club Cime Bianche è operante in Agordino fino dagli anni 80. Siamo un'associazione di volontari che si occupa di telecomunicazioni radio prevalentemente per comunicazioni alternative in stato di emergenza. Quindi quando mancano le reti fondamentali di comunicazione istituzionali o telefoniche, cerchiamo di subentrare noi per supportare il collegamento soprattutto tra i COC, centri operativi comunali, e il COM, che è il centro operativo misto che è questo stabile dell'Unione Montana Gordino. Per fare questo ci avvaliamo di una dorsale di ponti radio da noi installata e mantenuta, che permette il collegamento di tutti i comuni, sia nell'Alto Agordino che nel Medio che nel Basso Agordino, con il COM centro operativo misto. Nell'associazione ci sono 36 iscritti, di cui 24 sono formati ed informati per l'attività di protezione civile. Noi prevalentemente appunto facciamo comunicazioni radio, quindi la nostra specializzazione è appunto quella di avere la capacità di usare gli apparati radiotrasmettenti al servizio della protezione civile. La quasi totalità degli iscritti ha anche la licenza, la patente di radioamatore ministeriale, quindi c'è una conoscenza abbastanza approfondita di tutto quello che è il mondo delle comunicazioni radio praticamente. È l'unica cosa che supporta le comunicazioni quando c'è l'emergenza. Il giorno dell'uragano Vaia, noi qui in Agordino, in questo posto, eravamo già presenti 3-4 giorni prima, cioè in occasione dell'incendio a Taibon Agordino. Avevamo già aperto il COC, centro operativo comunale, qui il COM era già attivo. In data 29 ottobre poi la prefettura ha aperto ufficialmente il centro operativo misto qui nella sede dell'Unione Montana. Abbiamo fatto una turnazione continua per 10 giorni in questa sala radio, al fine di supportare tutti i sindaci di tutto l'Agordino, in quanto le comunicazioni tra i comuni e il COM erano venute a mancare completamente. Non c'era più energia elettrica, non c'era più telefonia, non c'era più niente. In più ci siamo occupati del collegamento del centro operativo misto, tramite anche l'ausilio dell'altra associazione con la quale collaboriamo, che è l'ARI, Associazione Radioamatori Italiani, tramite altri ponti radio sempre in gestione a Radio Club Cime Bianche, che sono ubicati sulla Marmolada a Punta Rocca. Abbiamo effettuato anche i collegamenti tra il COM, centro operativo misto, e il CCS all'aeroporto di Belluno, dove c'era il posto di comando istituzionale. L'attività post-Vaia è costante nel tempo, perché le reti radio alternative di comunicazione di emergenza devono per forza essere garantite e attive nel tempo 365 giorni all'anno. Quindi c'è una continua manutenzione, un continuo miglioramento dei sistemi automatici in quota, soprattutto, no? Dove ci sono i ponti radio, e anche in valle continui test, continue prove radio, in quanto l'associazione ha una convenzione specifica con l'Unione Montana Gordina per il collegamento di 16 comuni, sia della Conca che della Val Cordevole che della Valle del Biois, per i collegamenti alternativi di emergenza in caso di calamità naturale.